Cos'è la libertà? Domanda incredibile. Quando me la fanno, penso a tutto. La prima cosa che mi viene da pensare è stare in pace con me stessa, avere dei pensieri leggeri, potermi rapportare ogni giorno senza avere nessun paranoia, nessun pensiero. Oppure la libertà, se penso a com'era Maria da piccola, poteva essere farsi una corsa in giardino con gli amici o andare via in bicicletta senza le rotelle. Oppure la libertà poteva essere guidare la moto, come mi era successo la prima volta, che mi sentivo la donna più libera del mondo. Insomma, la libertà, a seconda delle persone, può avere varie sfaccettature. Come la libertà ha le sue sfaccettature a seconda del tempo. Sì, perché ogni tempo ha poi un'esperienza e questa esperienza può essere rapportata chiaramente ad un pensiero libero. È questa la chiave. Ma vorrei sapere da voi che cos'è veramente la libertà.